Per la prima volta, amici Pellini, mi è arrivata la notizia in anticipo, no, per la prima volta, mi è successo altre volte, però questa notizia in anticipo di un po' di defezioni mi stava mettendo un po' in difficoltà, e onestamente, lo dico, non lo dico, anche perché il mister mi è sembrato essere, insomma, voler essere riservato al riguardo, però la notizia è uscita, quindi parliamone. Allora, emergenza totale, anche mia, devo trovare un percussionista in 2 o 3 ore, quindi facciamo in fretta, perché sennò stasera facciamo a meno. Benvenuto Pasquale Manzo, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Non un bel video probabilmente per quelli che si affacciano sul canale oggi, ma noi questo facciamo. Parliamo del Napoli tutti i giorni, cose belle, cose meno belle. Lasciamo i like a prescindere, la mia community sa che si può lasciare il like a prescindere da una formazione che sarà indubbiamente in emergenza totale. Se prima avevamo un'idea, tra l'altro è già online la simulazione con il Pisa, abbiamo indovinato esatto il risultato di 3-2, quindi andate a vedere la simulazione sul canale Fluidzot, perché speriamo che poi c'è anche un game, una partita bonus per me emozionante. Ma al di là di questo, le parole di Conte, un Conte che arriva un po' in ritardo, arriva un po' trafelato, e dice fa caldo, scusate il ritardo, e mi dà subito l'impressione, io forse anche sapendo, perché me l'avevano detto in privato, di alcune defezioni last minute, mi è sembrato molto preoccupato, quindi io sapendo questa cosa lo guardo, dico ok, è malacqua, nella speranza sempre che la mia informazione fosse sbagliata, magari hanno detto una cosa sbagliata, me lo dicono per la volontà di darmi una mano nel sapere delle cose, ma dalle parole di Conte abbiamo delle conferme. Si comincia dicendo che insomma Amir e Buongiorno non ci sono, su Rachmani si sono fatte varie speculazioni, prima si diceva giocherà, poi si diceva non si può rischiare, non ci sono vuol dire che il passaggio da Rachmani recuperato in panchina e adesso non è disponibile, e ci fa ragionare sulla possibilità che il problemuccio se lo stia portando appresso e magari è qualcosa di un pochino più serio di quello che pensavamo. E poi Conte proprio dice c'è qualche altro problema e lì dobbiamo essere bravi a trovare la soluzione. Il qualche altro problema è stato rivelato dalle testate e riguarda la fascia sinistra, quindi noi ci sposteremo sulla lavagna tattica e faremo le nostre ipotesi contro il Milan, big match eccetera eccetera. Conte ribadisce contro Milan, Inter e Juve sono sempre big match, rispetto per tutti, anche per le neopromosse, ma comunque una bella vetrina San Siro anche per tutti, bella vetrina, va bene. Il patrimonio emotivo, Mamruka, cioè questa, la domanda ci poteva stare se tu sottolinei il divieto di trasferta, poi ti porti appresso il patrimonio emotivo dopo aver visto il film, lasciamo proprio perdere. E Conte ribadisce però che non sapeva di questo ulteriore divieto, una cosa molto grave di cui secondo me bisogna parlare, perché a prescindere non è normale che tu non puoi contare sui tuoi tifosi praticamente mai, e qui andiamo avanti così. L'anno scorso siete andati bene con gli scontri diretti, una parola sulla pallavolo, onestamente evitabile. Se stiamo parlando di Milan-Napoli e ci sono probabilmente la conferenza di Allegri è stata più interessante, più pregnante, magari leggiamo un paio di parole perché è durata pochissimo la nostra conferenza, credo anche perché Conte stia ragionando sulle soluzioni. Comunque sì, bravi quelli della pallavolo, bravi tutti, l'anno scorso bravi noi eccetera eccetera. Similitudini tra Napoli e Milan di cui abbiamo parlato anche nel video di ieri, Milan senza coppe come il Napoli senza coppe, Allegri che arriva in una situazione disastrata come Conte arriva in una situazione disastrata, e come dicevano il Napoli favorito si può dire il Milan favorito. Qua Conte scompagina perché ovviamente per tutti questi giorni lo hanno attaccato quelli che lo vogliono attaccare, dice ma allora non lo dici che il Milan viene dal 9º posto eccetera eccetera, e Conte ti frega
perché lui dice sì, quello che volete voi, a parte che io non mi permetto di dire quello è favorito, ogni tanto lo dice e fa bene pure a dirlo, ma dice il Milan è uno di quelle tre là. Quindi non conta il discorso che potevo fare sul Napoli eccetera eccetera, a prescindere quelle tre là si devono giocare un posto per la Champions e per lottare per i massimi risultati, quindi è inutile che facci di questi giochetti che sono alla fine i giochetti mediatici per togliere pressione, per mettere pressione. Non ci interessa che gara si aspetta, la gara che mi aspetto a prescindere, noi dobbiamo fare la partita nostra, quella che abbiamo preparato, quindi riportandovi al video di ieri è quello che dicevo, io voglio aspettarmi e mi aspetto che il Napoli starà un po' di più con la palla tra i piedi per fare la partita con il Milan un po' più guardingo, però siamo a San Siro e ricordiamocelo. E poi gli chiedono gli altri problemini e ci vuole dire così, dovete aspettare domani, e quando Conte dice dovete aspettare domani io non sono nessuno, però ogni tanto è capace pure 30.000 iscritti, è capace che uno legge e non volevo essere io, se Conte non voleva sbrovognare la situazione non volevo essere io a dirlo. Intanto è uscita, adesso ne parliamo, poi è presto per definire la sfida scudetto, concentriamoci sulla quinta partita, poi il tempo ci dirà se sarà sfida scudetto, non perdiamo tempo. Sono tutti maturi quelli là, i nuovi, anche per affrontare questo tipo di partite? Tanti sono i nuovi, dobbiamo avere pazienza, faranno esperienza, lo sapevamo che c'era questa situazione, faranno i nuovi esperienza anche giocando questo tipo di partite, ed ecco che viene alla mente l'utilizzo di alcuni dei nuovi che sono stati utilizzati di meno. Ovviamente si pensa a Marianucci, ovviamente si pensa a Gutierrez, si può pensare a Lang, è chiarissimo. Quindi giocando anche queste partite, la performance di De Bruyne si aspettava di più, è un campionato nuovo, una nuova città, un nuovo clima, viene dal City, quindi anche una struttura completamente diversa, buone prestazioni, ci sta dando una mano, grazie a tutti. Allora, senza proprio perdere tempo, la situazione è questa qua. Sono due le problematiche. Io vi ho detto Spinazzola non lo vorrei rischiare, perché sappiamo che in Champions poi dopo devi sostituire Di Lorenzo squalificato e Spinazzola è chiamato a farlo. Ricordiamo che anche Mazzocchi è rotto e quindi non lo puoi utilizzare in Champions perché non è in lista. L'avresti potuto utilizzare in campionato, ma anche lui è fuori dai giri, dai giochi. Di conseguenza si pensava immediatamente ad Olivera, che però a quanto pare anche lui ha dei problemini. Quindi non possiamo utilizzare Olivera se non vogliamo rischiare Spinazzola, quindi un po' di problemini dappertutto. Se qua non ci puoi mettere nessuno, è chiaro che uno la difesa a 3. Sì, ma la difesa a 3 non ti risolve niente, perché abbassi Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus o Marianucci al posto di uno dei due, cambia pochissimo, ma qua comunque ci devi mettere, non ci puoi mettere Lang assolutamente, non lo metti in attacco, figurati se lo metti là. Di conseguenza tocca a Miguel, deve toccare per forza a Miguel, e io vi ho detto più volte che nel calcio alle volte ci sono delle storie che si apre una porta perché c'hai un problema, sei costretto ad aprire una porta e là quello che è chiamato in causa deve farsi trovare pronto e le carriere si svoltano e può cambiare un'intera stagione o un'intera carriera. Leggasi Lobotka con Demme, con l'infortunio di Demme. Quindi io spero che sia pronto, spero che abbia i 90 minuti nelle gambe, spero che possa farci vedere delle cose importanti. Miguel Gutierrez è quello che è chiamato ad occupare quella fascia, a farsi tutto il binario, a fare le sovrapposizioni, il simil Teo Hernandez di cui uno spera che si possa fare lo stesso impatto nel campionato italiano, ma al di là dei paragoni questa è la situazione. Io non mi aspetto, certo puoi fare un ragionamento Marianucci per non rischiare anche Juan Jesus che magari ti vuoi tenere per la Champions perché là ti serve anche più esperienza, lo stesso Beuke, ma puoi fare un ragionamento sotto questo punto di vista. Meret, Milinkovic, Savic cambia pochissimo se li vuoi alternare, la chiave sta tutta qua. La chiave sta tutta qua, non penso ad altre cose, cioè tipo un Politano adattato là, un Elmas che fece pure il terzino sinistro, non credo, ci sono altre soluzioni, voi vi potete divertire nei commenti, ma la situazione questa è al momento. Poi Højlund tra Højlund, Lucca, Anghissà, Lobotka, McTominay, De Bruyne, non credo che ci siano grandi differenze o particolari soluzioni incredibili, a meno che tu non stai facendo un ragionamento su
sulle 2 partite, ma questa partita qua si chiama una serie di responsabilità, perché è importante non dare un blocco a quello che è il tuo percorso, poi senza neanche darsi troppe pressioni, perché è emergenza e si potrà parlare di emergenza in maniera seria, perché la difesa è tutta scompaginata. Vediamo se magari l'unica cosa che posso pensare, perché tra i convocati Fantacalcio.it ci porta Mazzocchi al 15%, quindi potrebbe Mazzocchi star meglio di uno Spinazzola, un Olivera che non vuoi rischiare, e magari si possono dividere la situazione tra Mazzocchi e Gutierrez in questa zona del terzino sinistro. Non possiamo fare altro. Facendo un controllino, perché giustamente le mie notizie mi sono arrivate in privato, poi vediamo quelle che arrivano anche nel gruppo Telegram, perché sapete che le cose arrivano prima. C'è qualcuno che sta dicendo anche di un po' di affaticamento per Scott e capire anche Politano. Se è così, abbracciamoci e vediamo quello che può succedere, ma direi di andarci con calma, perché poi scatta un po' di controterrorismo psicologico per se stessi, così non mi risultano queste cose qua. Sembra quasi che sai, poco. Allora, ma mi risultava purtroppo quello di Olivera e Spinazzola, e quindi vediamo cosa si può fare. Vi rimando a lasciare i like su questo video e magari, se volete perdere un po' di tempo, andarvi a vedere la simulazione, che è bellissima, mentre Nico Paz ne ha fatto un altro e io devo andare a cercare un percussionista per stasera. Bless you da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, i like, che vediamo per domani live, facciamo tutte le cose, no, non vi calma.